Eccoci qua di nuovo insieme a Friuli in diretta. Do il benvenuto alle consigliere regionali. Parto da Manuela Celotti del Partito Democratico. Buongiorno a tutte e tutti. E benvenuta anche a Maddalena Spagnolo, consigliere regionale della Lega. Buongiorno a tutti. Approfittiamo di averla qui per fare due parole sul tagliamento, perché mi pare che l'ultima relazione del Nobel per l'acqua sia stata abbastanza discussa, no? Anche il sindaco di Latisana ha preso una posizione abbastanza forte dicendo che in fondo non aveva fondamento quella relazione. Ci spiega un po' la vostra posizione? Nell'ultima quarta commissione abbiamo ascoltato appunto l'audizione di questo luminare, il professor Rinaldo, che ha spiegato appunto la relazione che ha depositato alla Regione, una relazione in cui sostanzialmente, in estrema sintesi naturalmente, si dice che per capire quello che è il quantitativo d'acqua che ci si può aspettare, in particolare alla stretta di Latisana, sono necessarie delle nuove metodologie di calcolo che tengano conto degli ultimi sviluppi che hanno avuto, insomma, in relazione ai cambiamenti climatici che ci sono stati, e sostanzialmente senza avere questo dato non è possibile parametrare correttamente le opere da eseguire. Quello che noi intanto abbiamo subito contestato nell'immediatezza questo focus, questa priorità sottolineata tantissime volte appunto della priorità che è quella di salvaguardare il capitale naturale. Ecco qui la prima fondamentale osservazione, che è quella di dire salvaguardiamo certamente il capitale naturale, però la nostra priorità deve essere la salvaguardia della vita umana, del capitale umano, e quindi questi due valori devono essere necessariamente contemperati, e la vita umana ha un valore che deve essere considerato prioritario. Quindi questo è stato proprio il primo rilievo che è stato fatto. Inoltre, entrando nel merito di quella che è la situazione della messa in sicurezza del tagliamento, un'altra osservazione importante, a mio parere, è questa. Noi abbiamo vissuto un lungo percorso per riuscire ad acquisire quelle che sono le opere da eseguire per mettere in sicurezza il tagliamento. Per quanto riguarda l'opera a nord di Latisana, che deve essere un'opera in grado di trattenere il quantitativo d'acqua maggiore di quello che da Latisana alla foce può essere smaltito in sicurezza, ecco, questo procedimento è stato lungo e nell'ultimo suo tratto trae origine dall'istituzione del laboratorio tagliamento del 2010 addirittura, con un esito che è stata una serie di indicazioni di opere, fra le quali la prioritaria era quella della traversa di Pinzano. Questo è stato raccolto nel piano di gestione del rischio di alluvione, che è stato rinnovato nel 2021, e poi tutto il primo mandato che io ho passato in regione, che sono stata sempre naturalmente molto molto attenta su questo tema, perché è prioritario, in particolare per il territorio della Bassa Friulana. Questo primo mandato è stato dedicato a seguire la direzione che controllava che il piano di gestione del rischio di alluvione contenesse con precisione questa che era l'opera, insomma, stabilita, che arrivava al termine di questo lungo procedimento. Nel 2023 che cosa succede? Alla fine del 2023 viene comunicato con un articolo sul Gazzettino che l'opera di messa in sicurezza non sarebbe più stata la traversa di Pinzano, ma sarebbe stata un'altra opera, la traversa ad Ignano. Da lì è proseguito questo procedimento, insomma, che ci ha portato anche ad affrontare tante commissioni, incontri sui territori, insomma, però sono tutte state delle soluzioni che sono state indicate da dei tecnici. Certo, non se le inventate nessuno, dice esatto, lei. Non se le inventate nessuno. Allora, messe così le cose, arrivare
ad adesso, che ci dicono bisogna sostanzialmente rivedere tutto quello che è stato fatto, è una risposta che non è accettabile, perché io avrei capito che certamente con i cambiamenti climatici ci doveva essere magari una nuova, non lo so, parametrazione di quelle che sono le opere, ma già indicate, e quindi questo dover rifare tutto non ci è comprensibile. Non ci è comprensibile allora perché non si sono utilizzati questi nuovi sistemi di calcolo quando è cambiata improvvisamente l'opera nel 2023, e non è possibile pensare che ancora non ci sono delle soluzioni immediatamente applicabili, atteso il rischio elevatissimo che le popolazioni corrono. Perché anche a fronte di questo rilievo il luminare, insomma, ha detto sì, ma qui adesso consideriamo questo tipo di aspetti, mentre per la salvaguardia delle vite umane si va negli ambiti della protezione civile, degli alert sul telefono. Allora lei comprende che non sono discorsi accettabili a fronte di persone e di territori che corrono un rischio elevatissimo. Inoltre, visto che la procedura è così complessa e adesso sì, la direzione dice continuiamo con la predisposizione della gara poi per andare a questo DOCFAP, che sarebbe il primo atto del procedimento che dovrebbe considerare tutte le diverse ipotesi. Allora, io dico, c'è urgenza di effettuare opere di messa in sicurezza. Troviamo un modo, una procedura straordinaria per cominciare a mettere in sicurezza intanto quei territori, così come è accaduto il Ponte Morandi, l'hanno fatto in un anno. Dobbiamo trovare una soluzione che non è certamente quella di dire ci sono gli alert nel telefono intanto che continua la procedura che dura anni per individuare quella che è l'opera da eseguire. Allora, una volta mi viene anche da pensare, se poi trascorrono anni, si individua finalmente l'opera e poi arriviamo in commissione e troviamo magari un altro luminare che ci dice no, non si fa così, non è accettabile, ecco. Sì. C'è un bel po' di confusione, mi pare. Sì, e io parto dicendo che ho molto rispetto per quella che è la preoccupazione, insomma, della popolazione del basso corso, perché questa è la prima cosa da dire. Però bisogna anche dire ai cittadini e alle cittadine che qui non si parla di messa in sicurezza, qui si parla di mitigazione del rischio, per cui probabilmente l'alert sul telefono e le azioni di evacuazione della protezione civile vanno messe in conto per qualsiasi evento che superi una determinata soglia di rischio. E questo credo sia un primo elemento di verità che va detto. Quello che il professor Rinaldo sostiene è che l'evento sulla base del quale vanno definite le opere necessarie con un tempo di ritorno di 2 secoli per mitigare il rischio non è più l'evento che era stato preso in considerazione e sul quale si erano basati tutti gli studi e i confronti in questi decenni, cioè la piena del 66 è aumentata di un 20%. Perché? Perché c'è stato, ed è sotto gli occhi di tutti, un cambiamento climatico importante e quindi l'evento che va considerato va ridefinito. No? Proprio per questo, da quello che abbiamo potuto capire, la Regione adesso darà un incarico per andare a definire e a tipicizzare quel tipo di evento, ok? E da lì dovrebbe poi partire un ragionamento su quali opere sono necessarie per mitigare il rischio nel basso corso. L'altra cosa che Rinaldo ha detto è che, sua posizione personale, in questa fase non vanno fatte opere impattanti perché comunque bisogna tenere conto che il tagliamento è un fiume unico sicuramente a livello europeo e quindi è una responsabilità per la nostra regione ma anche a livello nazionale il fatto di preservarlo in quella che è la sua valenza naturalistica e paesaggistica ed ecosistemica. E questo è un elemento che non è che possiamo fare finta che non esista, che va tenuto in considerazione insieme con il diritto della popolazione del basso corso di poter avere delle risposte almeno per una mitigazione di quello che è il rischio che corrono. Allora, qualsiasi tipo di ragionamento deve riuscire a tenere insieme queste due cose.
Io credo che alla luce di quello che abbiamo sentito non si possa avere una posizione per cui facciamo qualcosa, qualsiasi cosa va bene, basta che si faccia qualcosa, no? Perché si rischia che quel qualcosa abbia un impatto importantissimo sul fiume dal punto di vista dell'ecosistema e poi non sia nemmeno efficace nel mitigare il rischio per le popolazioni del basso corso. Allora, questo è un punto fondamentale, nel senso che qualsiasi tipo di opera, se poi si arriverà a definire che ci sono delle opere che possono mitigare il rischio, perché io credo che stiamo mettendo in discussione tutto, nel senso che il ragionamento era partito prima con la traversa di Dignano. Mi fa piacere che anche la collega riconosca che abbiamo tutti appreso praticamente dai giornali che il PGRA era stato modificato, quindi il piano di gestione dei rischi alluvioni, no? Senza un coinvolgimento della Commissione o perlomeno del Consiglio regionale. Questo è un altro elemento di criticità, perché io sono convinta che queste grandi opere o comunque questi grandi temi non possano essere affrontati dalla politica senza un confronto approfondito e un ascolto di tutti gli stakeholder, per cui dei cittadini ma anche degli esperti, no? E questo è un percorso che noi comunque dovremo fare da adesso in avanti. Comunque si parlava della traversa di Dignano, dopodiché il PGRA è stato modificato e adesso contiene la previsione della traversa di Dignano. Questo ha scatenato la reazione, insomma, delle popolazioni del medio corso e ha aperto il ragionamento portandoci alla fase in cui siamo adesso, che è 2 punti. L'evento sulla base del quale è stato definito di fare la traversa di Dignano non è più un evento attuale e quindi bisogna ridefinirlo e di conseguenza fare i ragionamenti sulle opere. Allora, quello che io ho chiesto all'assessore, ammettendo insomma che per quanto mi riguarda questa posizione è un passo avanti, perché io ho sempre avuto grandissimi dubbi sul fatto che la traversa di Dignano potesse avere una reale efficacia, no, sulla mitigazione del rischio per le popolazioni del basso corso, senza considerare l'impatto che ormai centinaia di esperti ci hanno detto avrebbe sul fiume di per sé stesso. Quindi se dobbiamo rovinare un fiume per poi non raggiungere l'obiettivo, forse qualche domanda ce la dobbiamo fare. Allora, quello che ho chiesto all'assessore è: ma adesso che posizione intende prendere la Regione nei confronti dell'autorità di bacino, che invece in Commissione ha sempre sostenuto anche con una certa forza che il PGRA è in vigore, che quelle opere sono quelle che vanno realizzate, ma anche che posizione terrà la Regione nei confronti della Regione Veneto, perché l'altra cosa che diciamo troppo poco è che sono già finanziate. Come primo elemento andrebbero completate comunque le opere di sistemazione del basso corso del fiume. Parlo in particolare della diaframmatura degli argini, che per la parte del Friuli è quasi completata, insomma, no? Per cui quei 38 milioni che erano stati portati a casa dal governo Serracchiani sono alla fine stati messi in cantiere e hanno portato alla diaframmatura degli argini dal lato nostro. Però dal lato veneto siamo in ritardo. La sopraelevazione del ponte, credo che insomma ci dicevano proprio in commissione che il progetto è stato appena definito. Cioè bisogna scegliere fra 2 filoni di esperti? No, quello che l'esperto premio Nobel nominato dalla Regione ha detto l'ultima volta è qualcosa di completamente diverso da quello che abbiamo sentito finora. E cioè, finora abbiamo discusso sulle alternative progettuali legate all'evento su cui si definisce che tipo di progetto fare, che era la piena del 66, giusto? Non presentate quello che stiamo dicendo adesso è che quell'evento non è più da tenere a riferimento. La scienza quindi non è unica. Allora, dobbiamo un attimo questo capire. Noi diciamo, perché poi si leggono anche dichiarazioni che si direbbe finalmente si ragiona con la scienza e non con la politica. Cioè, noi abbiamo sempre ragionato con la scienza, no? Perché sono i tecnici che hanno la responsabilità e le capacità di individuare quelle che sono le opere necessarie. Anche apposta, no? Per il assolutamente, sono 60 anni dalle alluvioni, che ci sono stati tutta una serie di studi e sempre con i tecnici che noi vogliamo siano
i migliori, perché ci devono indicare l'opera corretta. Non vogliamo essere noi a dover mettere in discussione quello che ci dicono i tecnici, come pare invece che non sia così scontato. Però a questo punto... Una cosa, i 38 milioni non li ha portati a casa la Serracchiani, i 38 milioni erano a disposizione per la prima cassa di espansione, che era quella prevista dal piano stralcio per la sicurezza del tagliamento, sbloccati durante la legislatura Serracchiani. La cassa non è stata fatta e quei soldi sono stati dirottati alle opere che appunto durante di diaframmatura la legislatura Serracchiani, perché dopodiché abbiamo atteso anni prima di metterli in cantiere. No? Però come se ne esce adesso? Fatemi capire. Adesso come? Federica mi pare che abbia detto, uno negli ultimi giorni abbia detto che bisogna comunque mantenere i tempi, garantire è un problema, tempi, no? sì, mantenere i tempi. Ma noi questa abbiamo secondo me è una cosa assolutamente non chiara. Di gestione del rischio di alluvione che prevede ancora la traversa di Gnano. E abbiamo questa relazione del professore che dice di ricalibrare con altri metodi, insomma, quella che sarà l'evento. Io devo dire anche che quando l'evento è stato parametrato sulla base dello storico era perché quello era il metodo dai tecnici utilizzato, no? E anche dalla normativa utilizzato. Benissimo. Da allora però... Io trovo che lo storico sul quale dovremmo anche poterci basare e che viene a mio parere considerato molto poco da chi ha la responsabilità di individuare le opere necessarie, sia la tempesta Vaia, che si è scatenata soprattutto sul Triveneto nel 2018 e viene in considerazione in particolare per la forza del vento, però non dimentichiamo che ha anche scaricato un quantitativo di acqua veramente elevatissimo. Si parla di 870 mm a Forni di Sotto, di 715 a Longarone, insomma sono dei numeri impressionanti. Ora, la zona che ha colpito è stata a cavallo fra il Friuli, il Veneto, il Trentino e quindi questo grande quantitativo di acqua è stato scaricato in più bacini dei fiumi, divisi fra Tagliamento, Piave, Livenza, però colpendo delle località che distano fra loro una quindicina di chilometri. Ora, se questa zona che è stata colpita fosse stata corrispondente invece al bacino del Tagliamento, che è un bacino di circa 2700 km quadrati, tutto quel quantitativo d'acqua si sarebbe riversato sul Tagliamento. La perturbazione si spostava un po'. Ho sentito anche delle persone esperte che sono riuscite insomma a fare alcuni calcoli che non hanno la pretesa di essere precisi, perché chi di dovere dovrebbe farli. Si sarebbero riversati sulla Tisana circa 5700 cubi. Ecco. Quindi, se noi vogliamo capire quello che ci può arrivare, abbiamo già lo studio voi sareste per proseguire di quello che è strada. Accaduto, no? E che nessuno, non capisco come mai, considera. Io non mi sono mai permessa di fare tante considerazioni anche di questo tipo. Le ho fatte nelle sedi opportune e non sono state sostanzialmente considerate, però a questo punto, visto che dobbiamo trovare delle soluzioni, no? Però stiamo attenti, dobbiamo trovare delle soluzioni tecniche che corrispondano anche al buon senso, perché abbiamo capito che quando ci danno delle soluzioni così sostanzialmente difficili da comprendere, probabilmente non sono le soluzioni corrette. Comunque, insomma, detto tutto questo, puntiamo sui, come dire, dobbiamo poter avere fiducia nei tecnici che facciano bene il loro lavoro, in una politica che li segua e riesca a trovare le soluzioni,
e dobbiamo trovare un meccanismo procedurale che non sia quello ordinario, perché in questa situazione questa non è una situazione ordinaria. L'urgenza c'è, che non vuol dire fare un'opera qualsiasi purché sia fatta un'opera, assolutamente no, nessuno l'ha mai voluto, non avremmo aspettato tanti anni di procedimenti continui che alla fine avevano portato a delle indicazioni che adesso probabilmente vanno parametrate, però troviamo il modo di farlo subito e con urgenza, non la qualunque, le opere necessarie, ma che vengano fatte. Perché perplessa? Poi cambiamo argomento. Sono perplessa perché con i cittadini c'è stata poca chiarezza, secondo me, a partire dal Presidente. Io proprio in commissione ho citato un articolo di qualche mese fa, credo un paio di mesi fa, in cui il Presidente Fedriga dichiarava che all'inizio di quest'anno ci sarebbe stato il responso dei tecnici e quindi poi si sarebbe potuto scegliere. L'altro giorno in commissione abbiamo sentito che bisogna rimettere in discussione tutto, quindi continuare a dire bisogna andare avanti con la procedura, bisogna correre perché bisogna trovare una soluzione quando stiamo mettendo in discussione rispetto a che cosa dobbiamo trovare la soluzione, io credo che sia un elemento di poca chiarezza e di scorrettezza nei confronti con i cittadini. Dopodiché la questione, se diciamo che non può essere un'opera a caso, ma deve essere un'opera efficace, che deve tenere insieme la mitigazione del rischio con rispetto del fiume unico in Europa, allora dobbiamo fermarci, i tecnici però li dobbiamo ascoltare anche quando non dicono quello che vorremmo sentirci dire, perché ci sono centinaia di esperti che hanno dato dei pareri di assoluta contrarietà all'opera della traversa di Dignano, sia in termini di impatto sul fiume ma anche in termini di efficacia. Dopodiché io non sono un'ingegnera, quindi non sono io che devo dire se bisogna tenere in considerazione la tempesta Vaia. Abbiamo sentito che va proprio definito qual è l'evento di riferimento rispetto al quale ridefinire quali sono i progetti, per cui attendiamo di capire con le nuove modellistiche e le nuove strumentazioni quale sarà questo evento, perché poi bisogna anche dire che in questi decenni è cambiato il mondo dal punto di vista della tecnologia, no? Sì. Per la modellistica degli eventi, per cui insomma usiamola questa nuova tecnologia e vediamo a quale evento ci porterà e di conseguenza quali ragionamenti sulle opere. Perché io credo ci potremmo anche trovare in una situazione per cui l'evento di riferimento potrebbe essere così impattante che forse non è possibile pensare ad una laminazione efficace, no? E quindi, insomma, da quello che io posso comprendere si sta andando in una direzione che comunque è più spostata su delle soluzioni che sono dei bacini quanto più possibile naturali, esterni all'alveo del fiume, di contenimento, piuttosto che su una traversa di 1 chilometro, la cui efficacia è stata messa in discussione, ripeto, da centinaia di tecnici, e che tra l'altro avrebbe dei costi di gestione e di manutenzione esorbitanti, perché noi dobbiamo pensare che questa traversa potrebbe essere messa in funzione, speriamo non sia messa in funzione mai, ma anche a distanza di tantissimi decenni, ma nel contempo non mi ricordo più se sono 30 paratie che vanno manutentate quotidianamente, cioè è un'opera mastodontica che costerebbe credo oltre 100 milioni di euro, no? Ancora non si hanno le cifre precise, però il costo è elevatissimo e che non sappiamo nemmeno se sarà efficace, ma che sappiamo, perché questo ce lo dicono centinaia di esperti, che l'impatto sul fiume sarebbe un impatto assolutamente distruttivo e grave. Quindi alla luce di questi elementi io credo che la cosa più seria da fare sia fermarsi, dire ai cittadini che non è possibile decidere domani per la politica qual è l'opera migliore, quali sono gli interventi da portare avanti, che alla luce della nuova modellistica e dei cambiamenti climatici bisogna riprendere il ragionamento e poi capire dove questo ragionamento ci porterà. Tornando un attimino alla questione di ascoltare i tecnici ma utilizzare anche il buon senso, ha ricordato la collega consigliera il chilometro che sarebbe previsto per questa traversa di Dignano. Ricordiamoci che invece la traversa di Pinzano avrebbe una misura che è quella della distanza dell'ampiezza del fiume in quel luogo di 160 metri, ecco, e con una restrizione naturale del fiume. Però appunto sono gli esperti che ci devono dare le soluzioni, ce le devono dare presto, parametrando magari le opere che erano già state previste e avevano superato tutti i percorsi che dovevano superare, e lo devono fare
presto. La procedura deve essere individuata in una procedura straordinaria, così come è straordinario quello che dobbiamo andare a regolamentare, così come è straordinario il rischio che le popolazioni del basso corso corrono. Questo credo che sia assolutamente doveroso all'esito di tutta quella che è stata la procedura, in particolare, ecco, degli ultimi anni, che devo dire appunto da questa fine del 2023 ha portato sì, una serie di situazioni, ecco, che francamente non credo che i cittadini si meritino di dover anche solo ascoltare e essere catapultati in questa confusione che, con quello che c'è di mezzo, no? La vita delle persone, la necessità di tutela, di messa in sicurezza. C'è un po' di confusione e credo che i tempi non saranno brevi. E quindi dobbiamo trovare il sistema per renderli secondo me non lo saranno, lo dico con molta schiettezza e chiarezza. Queste cose non sono passati 60 anni, è facile prevedere, no? E infatti purtroppo questa è diciamo, è il rischio più grande, quello di dover aspettare ulteriori anni per riuscire a mitigare il rischio, naturalmente, e sinteticamente mettere in sicurezza territori e cittadini. Una battuta dobbiamo riuscire ad evitarlo. A me verrebbe molto semplice dalla mia posizione di consigliera di opposizione dire che ci sono stati 8 anni di governo Fedriga e che quindi, voglio dire, questi 8 anni persi rispetto alle possibili opere, ma anche rispetto ai nuovi ragionamenti, no, potevano essere usati in modo diverso. Ma con responsabilità dico, abbiamo spinto anche noi per arrivare ad un approfondimento vero su quelle che sono le opere, perché non eravamo assolutamente convinti dell'efficacia della traversa di Dignano. A questo punto mi sembra chiaro che questa posizione sia stata esplicitata anche dal tecnico incaricato dalla direzione regionale, quindi dall'assessorato, e prendiamo atto di questa cosa e con altrettanta responsabilità diciamo bene, non si può trovare una soluzione semplice o veloce perché i ragionamenti che vanno fatti sono ragionamenti molto complessi e alle persone bisogna dirgliela questa cosa, non si deciderà in qualche mese, che ne dica il Presidente. Vabbè, dobbiamo insistere affinché le opere vengano... Voi insistete perché ci sia urgenza, ovviamente. Ma certo.